Parliamo adesso di uno tra i più grandi quartieri di Agrigento, ovvero Fontanelle. Il 2022 per il quartiere è stato un anno pessimo per l'assenza dell'amministrazione comunale e il 2023 non sembra promettere nulla di buono sotto questo aspetto, perché nulla si muove ancora per migliorare le condizioni di vita. Abbiamo inviato agli uffici competenti diverse segnalazioni, dicono dal comitato Fontanelle Insieme. In particolare, sottolinea Vito Lauricella, presidente del comitato, abbiamo nuovamente sollevato il problema del decoro urbano, la mancanza di pulizia e la mancata attenzione sulla sicurezza stradale. In via Alessio Di Giovanni, ad esempio, si continua a scorazzare con le auto che sembrano in un circuito. Nessun rispetto della segnaletica, tra l'altro in una strada dove hanno sede le scuole e dove c'è un parco giochi frequentato dalle famiglie. E dire che diversi mesi fa il problema era stato sollevato con l'ormai ex assessore alla polizia locale Francesco Picarella. Un discorso caduto nel dimenticatoio, così come ci si è proprio scordati del problema legato al buio che interessa zone abitate da decine di famiglie. Il comitato Fontanelle Insieme continua a battersi perché siano date finalmente delle risposte sulle principali criticità, come la mancanza di idonei cartelli della toponomastica. Ma quello che è diventato insopportabile è il problema legato alle erbacce. È qui che l'incuria si fa sentire pesantemente. I cittadini fanno notare, e il comitato di quartiere lo ribadisce nei propri comunicati, la necessità di una programmazione attenta contro il degrado, soprattutto in prossimità delle scuole, della parrocchia e nei pressi degli esercizi commerciali. Da un anno all'altro, insomma, dalle parti di Fontanelle la situazione rimane assolutamente precaria. Diciamo che il quartiere di Fontanelle attende che il comune di Agrigento si ricordi che esistono anche le zone lontane dal centro, dove devono essere garantiti i diritti e l'attenzione necessaria per farne dei luoghi dove la civiltà si tocchi con mano. Gli scatti che abbiamo visto sono del comitato di quartiere e sono allegati alle istanze indirizzate al comune di Agrigento.